Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, vi invitiamo a iscrivervi al canale. La variabilità primaverile continua a portare nuvolosità a causa di correnti umide provenienti da sud-ovest, correnti umide occidentali che portano ancora delle instabilità locali nei prossimi giorni. A inizio settimana, dopo un weekend instabile nel sud Italia, abbiamo ancora la possibilità di avere fenomeni anche al nord-est sul versante tirrenico, ma molto rapidi, con temperature leggermente sopra la media climatica. Notiamo infatti come lunedì il basso Tirreno e il versante ionico avrà più piogge rispetto alle altre regioni italiane e nel corso dei giorni successivi alcuni piovaschi interesseranno anche le prealpi e alte pianure del nord-est in particolare. Continueranno a prevalere correnti umide occidentali e, come potete notare, l'affondo del flusso polare artico non arriverà sull'Italia e interesserà solamente le Alpi e il centro Europa, con temperature spesso sopra la media nel corso della prossima settimana. Notiamo come infatti l'affondo di aria artica sarà solo sul centro-nord Europa e non interesserà per niente l'Italia, portando quindi l'espansione dell'anticiclone subtropicale nel corso del prossimo weekend. Ciò manterrà un quadro termico decisamente anomalo, temperature oltre i 20 gradi, una tendenza che vede diverse conferme dai centri modellistici. Dopo una previsione di un marzo freddo con delle perturbazioni, adesso cambia decisamente la tendenza, con perturbazioni atlantiche che si riversano solamente sull'Inghilterra e con invece l'espansione dell'anticiclone subtropicale, correnti di origine africana che richiamano caldo anomalo. Come notiamo da questa grafica, la previsione anche riguardo i gradienti dell'atmosfera sono molto anomali e richiamano quindi clima secco con temperature miti tipicamente primaverili. E come sempre vi invitiamo a non perdere i prossimi aggiornamenti meteo.